pochino più su che me la dà sotto, chiudiamolo bene che non scappi, poi mi serve un fazzolettino di carta e vado avanti perché Gordo è incontinente e purtroppo mi serve un togliolino di carta, ce l'avete dopo lì? Grazie. Perché per quando lo tieni a dieta il giorno prima la fa sempre. Allora adesso mi servirebbe per il prossimo gioco, mi servirebbe un foulard. C'è un foulard tu cazzo a mano? No. Mi servirebbe un foulard di seta rosso 20 cm per 20. Seta giapponese di un peso di 16-18 grammi, magari una signora ce l'ha. Va bene, allora facciamo così, immaginavo che non ci fosse, allora farò un buco nero, le mie mani sono vuote, faccio un buco nero, entro con la mia mano completamente vuota e c'è il foulard. Grazie. Adesso le mie mani saranno più veloci dei vostri occhi. Dove sto mettendo il foulard? Nella mano? Alla vostra destra, la mia sinistra ma la vostra destra. Questa è completamente vuota, non è nel buco nero, questa è nella mano. Spingo forte, attenzione, se non è in questa mano dove può essere? Non c'è neanche nell'altra, non siete stati attenti. Non siete stati attenti perché no, non è recinto. Potrebbe essere qui ma... È in bocca, hai visto? Però c'è un modo differente anche, cioè io sono un mago che ogni tanto spiego i giochi ai bambini. Allora il foulard lo metto nella tasca destra, va bene? Tiro fuori il foulard, lo vado a inserire nella mano sinistra come prima. Dov'è il foulard adesso? Nella mano? Destra, alla vostra destra. Se lo prendo e qua non c'è, dove rimane il foulard? In bocca! E questa mano qui? No, non c'è il pollice finto, c'è uno, vedi via Saputella che è mezz'ora che vuoi sapere tutto e non ne hai azzeccato una. È mezz'ora che sei tutto da YouTube e non le indovinate. Vero, e ci provi. C'è un uomo. C'è... Cosa vuoi sapere? Avete capito il trucco? Ah, si vede? Allora ve lo rispiego. Allora te lo rispiego, perché se tu l'hai capito, chi è che ha capito per primo? Chi ha capito per primo? Era un maschietto che aveva detto. Allora, si prende il foulard e nella mano questa cosa vado a prendere adesso in tasca? Bravi, l'uovo invisibilmente adesso lo faccio vedere, ok? Poi cosa vado ad inserire? Il foulard dove? Bravissimo. Dentro l'uovo c'è il... Bravi. Siete stati molto attenti, perché io se ci tengo il pollice sopra non si vede. Però io è impossibile che scrivi i trucchi e quindi vi do un bel uovo vero. A questi bambini che con YouTube vedo tutto. Allora, io oltre ad ammaestrare, avete visto i ratti, faccio dei giochi un po' particolari. Riesco ad ammaestrare anche gli oggetti. Adesso cercherò di far saltare il foulard verde nel bicchiere del foulard bianco e viceversa il foulard bianco dentro al verde. Al mio 3 state attenti, 1, 2, 3. Saltati. È incredibile, avete visto come saltano? 1, 2, 3. Cosa hai detto? Tu? Cosa hai capito? Brava, stai attenta. 1, 2,
3, hai visto? Potrai mai fregare il mago? No, non lo puoi fregare un mago. E sempre sullo stesso principio, io che ho Guinness dei conigli, ho un cilindro nero con un coniglio bianco. Stessa storia, 1, 2, hop! Rosso, hop! Nero, hop! Dimmi. Esatto, dietro, il giro da un lato è nero e da un lato è rosso. Non si state attenti perché qui è giallo e qua è verde. Quindi anche stavolta, grazie, adesso è un momento di attenzione anche per i grandi, perché facciamo un test sull'attenzione, è fondamentale, anche i grandi, e io vi controllo perché vi vedo, mettete tutte le mani così avanti, tutti, le palme vanno in fuori, la mano destra va sotto la sinistra e si chiudono le dita. No, gira la mano, gira su, gira sotto. Ok. Al mio 3, ci siete? Fatemi vedere le mani legate. Al mio 3 dovete fare quello che faccio io se state attenti. 1, 2, 3. E siete tutti legati. Siete tutti legati perché non state attenti, allora adesso vi faccio un altro test sull'attenzione, tutti con le mani così, fate quello che faccio io, sui pollici, bravi, giù, adesso fate una pistola, ok? Adesso è un po' più difficile perché prima era facile, adesso il pollice destro lo mettete giù e il pollice sinistro lo chiudete e già vi vedo delle difficoltà. Sì, c'è gente che ha solo 2 indici, c'è gente che non ha capito niente, vero? Vediamo chi c'è? No, lei ancora sembra Ringo, lei ha ancora le mani così, lei signora sembra Ringo. Al mio 3 dovete switchare, 1, 2, 3, cambiare tutto. C'è qualche però se vi allenate a casa davanti allo specchio forse ci arrivate a fare questo. Sembra una stupidaggine, ma un'altra cosa sempre sull'attenzione, siete capaci di girare la mano da palmo in alto a palmo in basso in questa maniera senza fare la rotazione del polso, cioè da così a così senza fare così. State attenti, state attenti, state zitti e attenti che è meglio, tanto non capite niente di queste cose qui. Attenzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo facciamo tutti piano per vediamo alla fine che vediamo con la mano di voi e vediamo chi è capace. Allora, palmo in alto, il braccio, la mano davanti alla spalla, sul gomito in fuori, l'avambraccio davanti in fuori, l'avambraccio su, il gomito giù, avanti l'avambraccio e avete girato la mano. Sembra difficile, ma non è facile. Come questo, se volete provare, questo è un po' più difficile adesso. Dovete girare il piede destro in senso orario e il tuo braccio destro dovete disegnare un 8 e vedete che il piede va dall'altra parte. Un 8 grande, dovete disegnare un 8 grande, perché il cervello lavora incrociato, quindi l'emisfero destro con la parte sinistra e la sinistra con la parte. Vabbè, avete un compito, se vi volete tornare a casa, avete la possibilità di farlo. Quindi ma io normalmente, ti piace la Coca-Cola dei bambini? Ma la bevete in latino o la bevete in bottiglia? La dovete
preferisco gli sugatti ormai, devo ancora in bottiglia. E più che bella io cerco di farla sparire con la mia matita magica, seguite. Sai cosa c'è? Ho fatto uno spettacolo prima a Ferrara, c'era un bambino ignorante, non è allora adesso cerco di fare sparire la mia bottiglia di Coca-Cola. E certo, ce la farò perché io sono un grande mago. 1, 2, 3, sono passi. Hai capito? Ma fermo. È troppo facile, hai ragione. Perché invece di tre colpi devo dare 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grazie. Oh, pensate una cosa che non tengo per farlo. Penso che tutte le volte che cerco di fare questo gioco devo recuperare la storia della bottiglia di dentro della Coca-Cola. Allora adesso vuoi fare chi è il più piccolo, la più piccola? Ci deve essere un applauso per Massimo. Adesso Gino. C'è la mamma qua, Massimo. Dov'è? Qual è la mamma? È la mamma. Sei un po' emozionato? Sei un amico, non deve essere un po' felice, ok? Io ti trasformerò in un coglietto. Ok? Ci credi? Come ci credi? Secondo te sono capaci di farti crescere le orecchie come un coniglio? Guarda la mamma, almeno con questa gamba, ma guardate la testa immagine che so. Massimo è un po' emozionato. Uno, due, adesso domani mattina ti crescono le orecchie con quello, cosa dici? E facciamo crescere la mamma domani mattina? Devo far crescere uno di questi qui. Ah, lo c'entra uno di loro? No. Non si può, tu guarda sempre la mamma che non succede niente perché facciamo una bella foto adesso. 1, 2, 3. Aspetta che fa una fotografia la mamma Massimo di diventato un coniglio, viene finito nel mangiata. Massimo, andate a vedere? Hai un ricordo? Vale 5. Aspetta qui Massimo, non è finito. C'è detto per voi, per cui mi parlate sempre. Allora, vediamo Massimo, aspetta Massimo, mi sembra che sei un po' di polvere, aspetta un attimo. Ok, usiamo tutte le partite magiche, guarda che roba. Sai cos'è questa? Sai cos'è questa? È una bacchetta magica che può diventare così grande. Con le legno si può fare 2 puntoni massimo. Baffi, poi facciamo la barba. Hai visto? Adesso Massimo, mi raccomando, tieni ferma stretta la mia bacchetta magica, tira forte, stretta che non si pieghi. Massimo, cosa hai fatto? Aspetta. Vabbè, vediamo via questa. Allora, Massimo, per il prossimo signore, per l'applauso per Massimo. Adesso si voleva far vedere una bacchetta magica per i bambini che ovunque per tutto che parla sempre.
quando c'è un po', adesso c'è il microfono, poi c'è un pubblico molto attento, ma quando dei bambini, come la scorsa settimana, abbiamo 32 bambini di cui 64 ignoranti perché anche i genitori parlavano e urlavano, purtroppo succede, ognuno usa dei giochi particolari come sta bacchetta. Vedete, così sta. E così sta attenti, tre bambini. No, in quei minuti facciamo una bella gara, che il premio c'è questo. Allora, dopo il premio c'è questo qui, perché il primo che vince c'è questa cassetta di dolorosi. Potete comporre in 7 minuti, se volete cominciare a picchiarvi, chi mano in piedi può fare la gara. Chi dice io non lo chiamo. Chiamo il braccio su, non lo chiamo. Allora diciamo che Massimo lo dico. Massimo, un bel applauso per Massimo. Ormai è la prima storia. Massimo, guarda che ti dico, questa bacchetta magica gigantesca, ok? Massimo, se le faccio di disegnare? Si faccia di disegnare. Ah, sì, bravo. Allora guarda, qui c'è un libro completamente bianco. Dai 3 colpetti con la bacchetta magica di sopra e fai dei disegni in bianco e nero, mi raccomando, vai. Ne hai dati 2. E ordini per il pollice, ne hai dati 3. 1, 2, 3, vai. Mi sembra la figura che avevo insegnato a portare a una strada. Devi dare un più, vai. 1, 2, 3, oh! E un bel applauso perché guarda che sei riuscito a disegnare. Adesso, sei capace di colorare? Aspetta, che guarda, prendi in mano un mucchio di polvere di colore. Ci sono tutti i colori qui dentro. Adesso abbiamo 5 colpi, visto che si parla in matematica. E dopo io te lo apro e tutti dentro i colori visibili, ok Massimo? 5 colpi, vai! 1, 2, 3, 4, 5! Bravissimo! Ha avuto un attimo, bravissimo Massimo! E guardate cosa è riuscito a fare Massimo? Massimo, adesso io ti dirò la mia gomma invisibile, cancella tutto, fai così con la gomma invisibile qui sopra, no? Con la gomma invisibile. Bravo, fino a quando sei contare. A 10, diamo 10 colpi allora. Non prendere il vino, Massimo! Di chi è sta bambina che dice sempre ha capito? Dove sono i genitori di questa bambina che dice ha capito che quando ero allenato la papà a fare i giochi? Di Massimo, scusa. Vai in braccio alla mamma, perché adesso non è un gioco un po' cattivo. Adesso facciamo una gara, no, anzi adesso facciamo un bel gioco, faccio adesso un altro gioco. E allora io ho un cubo magico. Noi maghi dai cubi. Dov'è la mamma? Il papà di tutti, te parli da tutte sere e vedi voi. Ho un cubo magico. Cosa tirerò fuori da questo cubo magico? Questo? È un topolino. E allora ditemi, il topolino che cosa mangia? Ho portato anche il formaggio. Ma valete cosa c'abbiamo? 1, 2, 3, 4 e 5. Non se ne vuole niente questo. Ma solo colore.
questo è già dentro, perché questo è cosa questa da rugby, infatti. Bambino giocare qui, bambino giocare qui. I trasori, questi sono da giocoliere. Allora, concretamente ci sono tanti che riescono a fare questi tricks che sto facendo. Vediamo se adesso con 4, ma già per capace, perché già con 4 si selezionano di più i giocolieri. C'è un soffitto non aumenta, ma ce la faccio. 5 e con 5 lo possiamo fare anche a capace. Però ci avevate preso, perché qua dentro no. Sono eccolo il coniglio vivo! Non è vivo? È un pasto. Sono tutti pasti. Vivian questi? Non riesco a fregarli con i conigli, ma adesso sono incredibili, va bene? Il coniglietto vero! E che se faccio così cambiamo il colore, ho tirato il coniglio? Non so come vedete con questa roba, mi dispiace deludermi, ma non so più niente. Tesoro mio, fatelo comprare il nostro animale. Mi chiamavo già, ma sono questo. Non si tocca. Non si tocca. Allora adesso che facciamo un gioco bello, mi servono. Allora, primo bello. Però chi lo vince lo deve mangiare tutto davanti a me, perché la felicità dei suoi genitori, credo che siano 6 etti di gomolosi. Mi sembra male. Chi vince. Allora, aspetta che contiamo quante pippe ho. Ho 6 pippe, quindi prendiamo 3 maschi e 3 femmine, mi sento. Ma io questo ce l'avevo Se dite io vi devo fuori a prendere guardate il video. Prende sì, ok. Femmine quante ce ne sono? 4. Vedete? Proviamo. Ho detto quante femmine ci sono? 4. E ti chiami Antonio. Capisco che siamo nel futuro, però torna a sedere Antonio. Bravo Antonio. No, Antonio ti tengo lo stesso, ti tengo già nei maschi, metti di là. Le femmine sono 3 e non sono tutte e 3. Tutte e 3 femmine. 5, 3 e 20. Tutte e 3 femmine. Dai. Adesso mi servono 2 maschi, aspetta, età, vedetevi qua davanti, le femmine qua, guardate i genitori e i compagni di squadra, Antonio vieni qua, tu me ne servono 2 ancora. Dai, vieni. La sua età, adesso tutti succedono. Ha un anno in meno, quindi anche. Come? Vedo che hai 11 anni, tu stai imparando. Dai, prendiamo uno. Ne ha 12 Allora, ti chiami Gioele, Antonio
Federico, Gioele, Antonio Federico, Gioele, Antonio Federico, 5, Nora Vittoria. Adesso vi do queste etichette, premetto che sono disinfettate. Vai, 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 vai e vai. Adesso vi do ognuno delle palline di polistirolo che vanno, la pipa va dentro in bocca come la pipa naturale, magari non so sapete però, ok, orizzontale. Tieni questa qui, tieni questa qui, tieni questa qua. Vai. Gioele. Antonio. Federico Francesco, vedete? Allora adesso si fa la prova. Si fa la prova. Chi è che ha praticato squadra quando giocate a hockey che correte? No, non sto facendo la domanda a voi bambini, sto facendo ai bambini sulla scena. Allora, cominciate a provare a soffiare, dovete tenere in sospensione la pallina per un po' di tempo, ma in sospensione, un po' più alta, su, vai, prova, soffia, dovete, bravissima. Le femmine al momento, le piccole sono ecco, bravo. Mi tocca degli altri, devo cercare di dire. Sono forte. Bravo. Anche te, sono allora, stop. Parte la gara, io vi devo vedere. Perché? Allora, un applauso. Allora, chi applaude per le femmine non applaude per i maschi. Via le femmine. Applauso per i maschi. C'è più più per le femmine. Allora, concentrati. Io ne do 1, 2, 3, via, si parte. Cade la pallina, se non si alza io elimino il primo, quindi concentrate sulla pallina, vedete l'orizzontale, allora 3, 1, 2, 3, via! Ah, Vittoria! Soffiate! Allora, mi tocca eliminare il 5 perché cioè, loro hanno tenuto su per un po', non ce li fate a tenere su. Ma applauso per la ragazza che... Siete in gara. Zoe, tu no. Zoe, tu no. No, pronti? Concentrati. 3, 2, 1, via. Mi dispiace, ma dobbiamo eliminare te. Dammi la tua pipa. Bella pausa anche per lei. No, ora si è bianco, prima vicino. Concentrati, che non finire che guardi testa dei maschi. 3, 2, metti la pipa con la tua mano. Sei in casa. No, ma va bene, è caduta prima lei. 3, 2, 1, via. Mi è caduta. Un bel applauso per la signorina che sa mandare. E adesso si ne rimarrà solo uno. 3, 2, 1, via. Antonio Vinci. Allora, Federico e Gioele. Allora, chi tifa per Federico non tifa per Gioele, voglio sentire urlare. Allora, applauso uno per Gioele. Applauso uno per Federico. Vi ripeto che chi vince quattro case queste. Quindi coach, che se no, l'ultimo soffio. 3, 2,
1, via. Un bel applauso per Federico che si lascia, signore Gioele Campione. Gioele può mancare perché devi mangiare tutto che adesso non è. Gio posso uno. No, non fanno schifo. Allora ragazzi, tra pochi gli ultimi 2 giochi. Io non so. Margherita per lui. Bisogna stare molto attenti perché non avevo il tempo per fare una grande illusione, però una grande illusione riporta il titolo. Perché di solito, girando da 40 anni facendo questo mestiere, prima come avvocato e come professionista, la domanda più banale che mi fanno: mi siete in moglie in 3, metà di mia moglie mi fai sparire? La cosa che mi chiedono tutti che io se avessi una pistola mi sparerei per cercare una stupidaggine. E invece ci siamo portati un animale un po' particolare. Cattivo. No, non si trovatore. È finto. È bellissimo, hai visto come si sono presi colori? Adesso silenzio, e cercherò di immortizzarlo. Rocky, guardami negli occhi. Guardami negli occhi. Ma cos'è? Al mio tre di addormentare. 1, 2, 3. Allora è finto, però per capire che non è finto, uno viene qui e fa questo. Pura carta. Adesso silenzio che cerco di tagliare il tre. Tanto sta dormendo. Il coniglio si prende un incubo. No, poverino, non è finto. Giusto. Vedi? Adesso speriamo di svegliarlo. No, non è sei Rocky, oh, perfetto, Rocky. Una cosa però, prima pensate che l'altro giorno siamo andati in un ristorante, e nel ristorante a un certo punto mi si sotto lui arriva il cameriere, ci guarda tutti e due, mi dice: "Ehi voi due!" E noi guardiamo il cameriere. Mi dice: "Sapete, gli animali vivi qua dentro non possono entrare." Allora gli dico al cameriere, accarezzando Rocky, però hai capito? Lui mi dice di sì. Allora no, guarda, aspetta un attimo al cameriere, aspetta un attimo. E ho potuto mangiare al ristorante. Finito di mangiare, cosa ho fatto? Ho fatto la respirazione. La respirazione con le bocche. Non lo stanno qua, lo so. Signore Rocky! Mi racconto
facciamo l'ultimo gioco. L'ultimo? Vuoi che finisca? No, sì. Se è l'ultimo. L'ultimo? No. Questo è uno storico di un minuto, dove c'è l'ultimo che dura 3 minuti. Dimmi tu, se vuoi facciamo soltanto, facciamo... No, un minuto, è solo per sapere quando è No, ma una volta che stavo dicendo non mi ricordo quando è che stavo aspettando. Vado via, mi piace via. Allora non mi è piaciuto lo spettacolo se mi piace via. Fatemi sentire se mi è piaciuto o no. Per questo bambini ma anche gli adulti, perché questo è più per gli adulti. Io oltre a fare il mago ho un'agenzia di pomfuri e l'altro giorno è arrivato il catalogo nuovo e proprio grazie a questa cosa qui cosa succede? Succede che arriva una signora piangendo disperata mi dice è morto mio marito, non so più come fare, era un uomo buonissimo, bravissimo, voglio fargli un funerale. E guarda signore, se guarda il catalogo nuovo, lei si figuri, con 3.000 euro, lo mettiamo qui con 3.000 euro, vale il bello, un baldacchino da faraone, diciamo, no, io era buonissimo, io non ho tutti quei soldi, dico guardi, non c'è problema. Nel catalogo abbiamo anche questa possibilità, togliamo la parte superiore, sono 1.500 euro. No, ma lei non sa quanto era buono, dico, capito, deve essere buono, però io devo vendere delle case, da un po' più detto, quindi bisogna, dico, guarda, deve vendere ancora. Con 500 euro c'è questa possibilità. No, ma io non posso. Dico, signora, facciamo una cosa, mi dica, quanti soldi ha? Ho 100 euro. Dico, allora, con 100 euro sa cosa facciamo? Lo buttiamo qua. Che swag che è! In uno dei miei viaggi in India mi hanno regalato questo flauto magico da Snake Charmer, io parlo in inglese, da incantatore di serpenti. Io adesso cercherò di fare uscire un cobra reale velenoso di 3 metri, però mi raccomando fermi in silenzio, non urlate perché sennò salta fuori. No, scusate, hai fatto che prima ha preso freddo all'altra festa e... Devo dire che se stavate filmando il bambino ha tremato tutti molto, ma se avete avuto paura per quello finto, vuol dire che adesso verrò vicino a voi. Come davvero? Signori, grazie per termine il mio spettacolo, spero di essere stato di vostro benvenuto. Ciao a tutti e arrivederci, grazie. No? Ragazzi, la serata è lunga. Ma dove si ferma? Con questo? Benissimo, benissimo. Ciao, grazie, ciao ragazzi. Grazie. Lontano dai